Un prodotto originale a fianco di uno, come si suol dire, taroccato, uno per ogni tipologia, che dai prossimi giorni inizierà a essere testata per verificarne la conformità controllando la sicurezza di quanto viene messo in commercio. Il progetto è promosso dall'assessorato alla tutela consumatori della Regione Veneto e trova i 70.000 euro della sua copertura finanziaria grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, sui quali l'ente ha elaborato una propria programmazione. I fondi serviranno in questo caso per certificare la qualità di 77 diversi prodotti che quotidianamente si possono trovare sugli scaffali dei centri commerciali e di cui non sempre è garantita la provenienza. Questo compito spetterà ai professionisti di Certottica Dolomiti Cert. Direttore, come sarà operativamente questo accordo? Come verrà attuato operativamente? Attuato, è partita oggi la conferenza stampa e quindi la convenzione operativa. Entro 40 giorni dovremo ritirare l'intesa con gli agenti preposti almeno 50 modelli di occhiali da sole e montature da vista, 11 accessori per bambino e giocattoli per bambino e 2 caschi da moto per vedere se sono reali, fatti secondo le caratteristiche delle norme europee o sono dei prodotti contraffatti che probabilmente arrivano dal Far East, dal Pakistan, dall'India, dalla Cina. Introdotto da 70.000 euro, ma più che altro è il segnale importante questo, Assessore. Sì, l'ennesimo segnale importante. È stato anche sottolineato il fatto che la Regione Veneto è leader a livello italiano rispetto alla lotta alla contraffazione. Oggi facciamo un'operazione attraverso le risorse anche nazionali su della oggettistica che è assolutamente, e dei prodotti che sono di primo livello, come tutta la parte legata ai caschi, all'occhialeria, al vestiario per quanto riguarda lo sport e poi ovviamente anche ancora sui bambini, sul vestiario e l'abbigliamento per i bambini, e credo che sia un altro tassello rispetto a una lotta che stiamo portando avanti con determinazione. Il fondo complessivo è di 800.000 euro, corretto? Sì, il fondo complessivo sì, però ovviamente si suddivide in varie progettazioni, questa è una delle tante. Occhiali da sole, caschi da motociclista, protezioni per bambini e giocattoli verranno dunque selezionati e acquisiti da delegati delle Camere di Commercio che li consegneranno a Certottica Dolomiti Certe per le necessarie verifiche. I vostri funzionari quindi saranno loro a effettuare questi controlli? Nello specifico di questa convenzione, i funzionari camerali che hanno delle norme evidentemente dettate dalla legge di rispetto anche di intervento faranno i prelievi, poi li affideranno a questi laboratori, scelto Certottica sempre a livello di convenzione, e poi verranno comunicati i risultati degli stessi. I prodotti che risulteranno non conformi passeranno 2 sostanziali gradi di giudizio prima che Unioncamere e Ministero stabiliscano quali eventuali sanzioni combinare ai commercianti, che avranno comunque modo di provare a discolparsi nel primo grado di dibattimento. Le analisi dovranno comunque essere consegnate entro 40 giorni dall'inizio dei controlli, per primavera in pratica, e dovranno chiarire se ci siano in vendita prodotti potenzialmente non sicuri per la clientela che li aveva acquistati, magari convinta che fossero di marca e qualità garantite. Si parla di Italian Sounding per l'alimentare, ma anche nell'occhialeria c'è questo tipo di problema? È un problema generalizzato perché moltissimi sono i marchi che si trovano all'estero che evidentemente non tanto per un italiano ma per uno straniero sanno di italiano, e quindi la gente cosa fa? Acquista convinta di avere un prodotto made in Italy, poi di fatto è fatto magari in un paese diverso dall'Italia, quindi non è solo il fatto della contraffazione di marchio che va combattuta, quindi qui chi si appropria di un marchio che non gli appartiene non paga la royalty, svende il prodotto, lo svilisce e non mantiene un rapporto di qualità-prezzo adeguato. Lo stesso Italian Sounding va combattuto, perché una volta che abbiamo terminato la battaglia per tutelarci dai nostri marchi o dai marchi che abbiamo in licenza, poi ci sono tutti gli altri marchi, perché il mondo è molto vasto, quindi non è che si ferma. Credo che nel nostro settore abbiamo circa 300 marchi riconosciuti che le nostre aziende producono per conto di marchi propri anche stranieri. Però evidentemente la produzione mondiale di occhiali è vastissima, quindi i marchi sono altro che 300, sono migliaia. È il caso che diventi nazionale questa iniziativa? Sì, noi abbiamo accettato di buon grado questa iniziativa veneta, che dovrebbe essere l'iniziativa di tutte le regioni, ma soprattutto a livello nazionale, un provvedimento governativo. Cioè qua tante volte ci si dà l'impressione che sotto sotto non si voglia fare, e invece bisogna la contraffazione potrebbe essere quella che fa elevare veramente il PIL nazionale.
Dunque un maggiore impegno da parte di tutti nei provvedimenti che ci pensino. Il fenomeno della contraffazione d'altronde ha raggiunto dimensioni corpose. La merce sequestrata nel solo Veneto tra il 2008 e il 2013 corrisponde a un controvalore di 233 milioni di euro e ben 120 di questi milioni sono legati ai falsi prodotti dell'occhialeria. Sicuramente le chiediamo, le abbiamo chieste e le stiamo chiedendo all'unanimità con questo tavolo di lavoro. Io ribadisco che è importante comunque passare i messaggi, perché chi sono i consumatori? I consumatori siamo noi, quindi in realtà questo messaggio, io ribadisco, va passato nelle famiglie, perché quando si parla con i propri figli, si parla in casa, poi automaticamente il messaggio esce dalla famiglia, è ovvio che non rimane in famiglia. La campagna si concluderà entro giugno e ci saranno delle documentazioni, delle informazioni, delle campagne di sensibilizzazione d'intesa con le Camere di Commercio e i consumatori, perché il mercato acquisti con coscienza prodotti sicuri, insomma, senza badare solo a un prezzo che è scontatissimo o il marchio anche questo clonato, ma che la sensibilità del consumatore sia rivolta alla protezione della sua salute.